Corto corto. Corto corto. Corto corto. Corto corto. Corto corto. Corto corto. Salotto di Mao. Allora, signore e signori, benvenuti al salotto. Fate un applauso sporadico anche da lontano, perché questa sera sarà, diciamo, una puntata per gli appassionati del blues e del jazz, veramente una puntata, diciamo, coi fiocchi. Abbiamo due ospiti veramente d'eccezione, d'eccellenza. Comincio subito a presentarvi anche con uno spirito insomma di cavalleria il primo ospite. Lei in realtà è stata una abituée qui del salotto e quindi l'accogliamo veramente con un grande applauso, la nostra Liana Marino. Benvenuta Liana. Ciao, accomodati pure, ecco, in questo piccolo palchetto. Marino, diciamo, nasce a Campobasso, che già quella è una città veramente, come dire, quasi fantasma, non si sente mai parlare di Campobasso, però è una città che uno dice stai al sud però fa freddo. È vero che è così, è un po' così Campobasso. È vero. C'è un po'. Sì. E qualcuno pensa che mangiamo tanto pesce, però in realtà, che sai, a sud si mangia il pesce. Invece di E invece no, noi siamo in collina. Quasi in montagna. Quasi montagna. Fa freddo, sì. Fa abbastanza freddo, quindi anche lì, insomma, non abbiate un'idea, come dire, precostituita su Campobasso, perché dà tante sorprese. Ebbene, lì tu hai cominciato studiando musica jazz, se non sbaglio, alla scuola Thelonious Monk si chiamava proprio. Sì, io ho iniziato con un maestro, un jazzista, chitarrista jazz, che però mi ha introdotto al mondo della musica classica, della chitarra classica. E io poi dicevo, però scusa, siamo in una scuola di jazz, insegnami qualcosa. E allora poi mi ha aperto anche un po' al mondo del jazz, però assolutamente non sono una jazzista, anche se cerco un po' di muovermi, anche cercare di costruire soprattutto degli accordi che si avvicinano un po' a quel mondo lì, però assolutamente non posso ritenermi una jazzista. Vabbè, sei una persona molto umile, no, già solo per questo meriteresti un applauso, perché fra poco sentirete poi insomma sei una jazzista e comunque come dire, nella scuola immagino ci fossero tante ragazze come te che suonavano chitarra jazz. No, allora quando lo facevo io no, c'erano pochissime ragazze, io poi ero veramente molto giovane, però adesso ci sono tante ragazze bravissime che suonano il jazz e una è Eleonora Strino, che è stata qui a Torino per tanti anni, adesso è volata nell'Olimpo del jazz. Allora, senti, io volevo ancora ricordare al nostro pubblico che, diciamo, in qualche modo hai esordito collaborando con Paolo Benvenu, perché ci fu questa compilation dove, insomma, nella quale tu hai partecipato con un paio di brani che avete proprio scritto insieme. L'ho scritti io e lui l'ha prodotto poi. Sì. Quindi sei partita anche con questa esperienza di produzione pop. Sì. E poi hai continuato per la tua strada. Io ho ricordato nel 2013 uscì questo tuo album La Grazia e l'Eleganza, nel 2020 c'è stato invece un altro album che si chiama Partenze, magari sentiremo anche quello, e un paio d'anni fa invece hai partecipato a un tributo a Rino Gaetano, se non sbaglio. Sì, era il 40esimo, erano passati 40 anni dalla morte, sì. E quindi con l'etichetta con cui collaboro da un po' di anni, Isola Tobia Label, c'è stato questo progetto collettivo. Ogni artista dell'etichetta ha scelto una canzone che sentiva vicina di Rino Gaetano, quindi ognuno l'ha prodotta a modo proprio e quindi poi abbiamo raccolto tutte le canzoni in questo album in suo onore, che si chiama ad esempio A noi piace Rino. Esatto. Finalmente l'ho scritto, ma riesco anche a leggere, è una cosa incredibile. Allora adesso mi taccio per un attimo, perché giustamente vorrei dare spazio invece alla tua musica e alle tue canzoni. E che cosa hai scelto questa sera per presentarti qui al nostro pubblico? Allora, magari faccio il mio cavallo di battaglia, che è La Grazia e l'Eleganza, che è un po' quello che mi ha aperto un po' le vie della musica d'autore.
Allora, signore e signori, abbiamo qui al salotto di Mao Liana Marino, questa è La grazia e l'eleganza. Sarà la nebbia che mi copre gli occhi, avvolge l'anima. Sarà il pensiero triste e un'incurabile malinconia. Vorrei lottare per degli ideali fermi e logici, ma mi arrendo se poi non ci credo in fondo più di tanto. Guardo impassibile il flusso che passa implacabile intorno. Sfugo nevrotica al tempo che passa e trasforma. Ma come posso io cambiare il mondo che mi soffoca, se non riesco neanche a staccarmi dalla TV? E stiamo confondendo la realtà con uno show. I sentimenti ormai si vendono al migliore share. Ad uno si dispensano buoni intendimenti. Per una lacrima che versi io ti esaudirò. Per una lacrima che versi io ti esaudirò. Per una lacrima che versi io esaudirò il tuo più grande sogno, credi a me. Oh. Sarà la rabbia che mi chiude gli occhi, alloggia l'anima, l'egoismo che regna sovrano in quest'infima società. Ma farò in modo che questi pensieri legati al collo, che spingono in basso senza controllo, ogni giorno di un peso li scrollerò. E sarà come aprire gli occhi e svegliarsi d'un tratto, capire il senso della vita che sapore ha. Vivere con la leggerezza dell'ingenuità. Sarà la grazia, l'eleganza che ci salverà. Sarà il ricordo della purezza che ci salverà. Sarà il pudore e l'innocenza che ci salverà. Il richiamo della coscienza che ci salverà. Sarà, 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 sarà. Sarà, 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 sarà. Lo faccio anche da solo. Liana Marino, Grazie questa mille. era La grazia e l'eleganza, che ce l'abbiamo anche noi in un podcast del Salotto di Mauro, così insomma, che eri già venuta a suonarlo. Anzi, vi ricordo, siamo qui a registrare questo podcast al Podiciotto. I podcast che chiaramente li potete trovare su Spotify, su Apple Music, su Amazon Music, ma soprattutto su cortocorto.it. Ce ne sono più di 700 e c'è anche quello dove insomma qualche anno fa ora vallo a trovare il mio su no, 700. ma quello si mette lì, uno si trova, sai, ormai con i motori di ricerca un attimo, zac, chiaro, devi vederci bene, non come me, però vabbè, questi sono altri discorsi. Allora, stavamo ascoltando quindi quello che è stato il tuo lavoro d'esordio come cantautrice, come solista, però insomma hai fatto anche tante collaborazioni in questi anni. Allora, ultimamente mi sono dedicata, diciamo, un po' al teatro, anche se diciamo il mio intervento è sempre musicale, però nel mondo dello storytelling, e quindi il racconto legato un po' alle canzoni. Allora, sicuramente è sempre molto interessante uscire un po' dal tuo percorso lineare, perché poi se qualsiasi espressione artistica comunque ha bisogno di essere alimentata anche da altri mondi, e quindi è sempre bello intrecciarli. E poi chiaramente, per quanto riguarda poi quello che sto facendo io, questo spettacolo di racconti
con Marco Bianchini, che è un attore del Teatro della Caduta, è particolarmente legato anche al mondo della canzone, perché poi nella canzone si raccontano delle cose. Allora volevo un po' esplorare il racconto anche sotto altri linguaggi che sono molto comuni, molto noti, però a me un po' lontani, perché io comunque se racconto con le canzoni racconto con dei versi e con la musica, e quindi riuscire invece a raccontare anche con le parole, e quindi togliere la chitarra e riuscire insomma ad avere un altro tipo di approccio con il pubblico, questo è stato molto interessante e devo dire che mi piace. E poi la dimensione è sempre quella molto intima di insomma, questo rapporto con... Sì, cioè, è una situazione comunque contigua, diciamo, però hai detto bene, sono altre situazioni, quindi ti stai sperimentando anche in qualche modo come attrice, se posso dire. Ma più che come attrice, diciamo, come raccontatrice. Vabbè, giustamente avete capito che Liana è una persona che non le piace, diciamo, mettere titoloni su quello che fa, insomma, però noi dobbiamo andare un po' a cercare di capire e scavare. Allora senti, io vorrei proseguire con il tuo viaggio musicale. Che cosa ci vuoi proporre a questo punto? Perché... Vi faccio ascoltare Canto Ramingo, che è nell'album Partenze. Poi tra l'altro Partenze è uscito proprio nell'anno in cui siamo entrati. L'album è stato pubblicato metà febbraio, adesso non ricordo benissimo le date, comunque metà febbraio del 2020, dopo un paio di settimane eravamo tutti chiusi a casa. Partenza era anche un po' un titolo ottimista che doveva insomma aiutarmi anche a far partire questo album, e invece è proprio si è arenato subito, come potete immaginare. Quindi ho detto il prossimo album lo intitolerò Fermate, così magari succederà l'opposto di quello che succede. È una trilogia, diciamo, una trilogia, chissà poi quale sarà il terzo, diciamo, quindi Partenze, Fermate, e poi cosa può essere? Non lo so, adesso qua abbiamo dei poeti, un sacco di artisti, vediamo, lanciamo questa call, vediamo che cosa viene, però secondo me come trilogy ci potrebbe stare. È vero, un altro filone da considerare. Allora, Partenze racconta un po' vari viaggi, no? Che io sono molisana, ho la residenza a Firenze, vivo adesso tra Torino e Asti. E quindi questo per anni sono partita, ho viaggiato, io ho raccolto storie, quindi poi insomma l'album ha voluto raccogliere un po' tutte le esperienze che ho raccolto in questi anni. Canto Ramingo è più che altro un viaggio intimo alla ricerca di se stessi. Questo è un viaggio interiore, signore e signori, qui con Liana Marino, Canto Ramingo. Luna lontana che segue il mio giro vagare di notte, tu regina che splendi e comandi un esercito di stelle, il tuo lume mi guida mentre io ho perso la ragione, non ho più la forza e il coraggio nemmeno per sperare. Giorni che camminano veloci sui miei passi, sospesi nell'attesa di trovarsi. Se capirò l'errore, li ritroverò, se nel cammino li avrò persi. Ma è semplice, io da solo non voglio stare, di notte Ramingo continuo a vagare. Ma sai che c'è, camminerò fino al mare, aspetterò finché la luna scompare. Luna lontana che segue il mio giro vagare di notte, luce sui ricordi e ombra sui miei passi. L'orizzonte nasconde il confine tra il cielo e il mare, e restando ore a guardarti è così che ho ripreso a volare. Ma è semplice, io da solo non voglio stare, di notte Ramingo continuo a vagare. Ma sai che c'è, camminerò fino al mare, aspetterò
vagare. Ma sai che c'è, camminerò fino al mare, aspetterò finché la luna scompare, 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 scompare. Ma sai che c'è, camminerò fino al mare, aspetterò finché la luna scompare. Ma è semplice, luna lontana, lontana. Ma è semplice, luna lontana, lontana. Ma è semplice, semplice, luna lontana. Cantor amico, questa era Liana Marino. Allora, Liana, hai raccontato un po' di questo tuo, ti piace viaggiare, ci hai raccontato un po' delle tue mete, ma se non sbaglio c'è stato anche un periodo in cui sei stata in Francia a fare un corso di musica, come andava a Parigi proprio? Avevo fatto, era il periodo in cui vincevo concorsi, allora Sì, è sì. successo a un certo punto, ho partecipato ad alcuni concorsi e li ho vinti, e questo concorso era particolarmente carino, questo era organizzato dall'ambasciata di Francia. E niente, vincendo il concorso, cioè, in genere, sai, vinci un concorso, ti stringono la mano e ti dicono, vabbè, Bravo. brava. E invece lì proprio mi hanno offerto una settimana di formazione e poi la possibilità di fare un concerto a Parigi. Quindi io ho partecipato, sono stata in questa scuola di formazione di artisti, adesso non so come... non so esattamente, non è una scuola di musica, è proprio una scuola che ti forma alla... per avere, sì, per fare spettacoli. Come la School quindi... of Art, quella delle film saranno famosi, una roba così. ma sì, Cioè, c'erano qualcosa anche di ballerine, cose del genere. Penso che ci fossero, c'erano attori, però avevano questa grande sala prove con questa grande sala concerti, e devo dire con loro molto professionali, e quindi ti danno anche proprio, ti guardano, tu simuli un concerto davanti a loro ti suggeriscono come È un paradiso proprio per chi vuole fare musica. ma guarda, la Francia, è dai, dobbiamo dirlo che su queste c'è cose c'è stile su c'è queste stile. cose qua. E quindi ho fatto questa esperienza lì, è stata molto, molto carina. Delle cose che mi hanno detto le ho fatte mie, le ho trovate molto utili. Senti, adesso ci hai accennato che stai lavorando anche, diciamo, col teatro, con la forma, diciamo, del teatro canzone. Quali sono invece, se ci sono altri progetti che hai, diciamo, che ti bollono in pentola, sui quali stai lavorando, oltre a questo che abbiamo accennato? Allora, ho ripreso a scrivere, e quindi l'obiettivo adesso è di realizzare il prossimo album. Fermate, abbiamo detto, esatto. ormai abbiamo detto qual è il titolo. E quindi devo insomma cominciare a sistemare un po' di cose e puntare alla realizzazione di un prossimo album, sperando che non succeda nulla, però No, ma è già successo, che dobbiamo fare? Poi se lo Che chiami poi ci metto fermate, tempo. poi hai capito come, se lo chiami fermate, poi ti riparte e vinci di nuovo tutto, ti tocca andare in Australia. No, Nuova Zelanda, no, capito? adesso non vinco Dove più vai? niente, non mi calcolano più, quindi Ma c'è quello è stato ciclico, è ciclico. quel momento d'oro. È ciclico, e speriamo da questo punto di vista di portarti una tanta fortuna. Grazie. Senti, allora abbiamo ancora la possibilità di ascoltare un brano, che cosa ci fai sentire? Beh, faccio ascoltare Partenze, La che è title track. la title track, sì. E, beh, quello che dico sempre, io ho sempre, cioè, in me quella necessità di partire, e però quello scontro forte dentro di me, perché c'è anche il bisogno di ritornare, e in particolare, insomma, io sono partita dal Molise, e quello poi sono il luogo che mi manca particolarmente. Un po' questa canzone è particolarmente legata al Molise. Liana Marino, questa è Partenza.
notte mi strappa il cuore ed io vorrei non farti soffrire. E quando il buio mi assale, la notte mi toglie respiro pensando che avrei voluto vederti invecchiare. La mia terra dove, se poi di nuovo devo andare, e la paura cos'è, e il mio coraggio dov'è, in un libro nuovo da sfogliare. Ricordi tempo fa, ci bastavano 3 baci sulla guancia per stare bene, per non pensare, non confondere la gioia con l'errore, per stare bene, non farci ingannare da bugie che tanto prima o poi ci fanno sprofondare. La notte mi prende per mano, la notte mi strappa il cuore ed io vorrei non farti soffrire. Quando il buio mi assale, la notte mi toglie respiro pensando che avrei voluto vederti invecchiare. Mi calmano solo le tue parole, mi calmano solo le tue carezze, che da 100 anni non sono mai uguali a loro stesse. Calmo soltanto se posso entrare nelle tue braccia per farmi amare, per ridere, piangere e poi sparire. Mi calmano solo le tue parole, mi calmano solo le tue carezze, che da 100 anni non sono mai uguali a loro stesse. Mi calmo soltanto se posso entrare nelle tue braccia per farmi amare, per ridere, piangere e poi sparire. Diana Marino, va bella questa Grazie parte. mille. Quando ci sono questi brani che entra l'accordo maggiore che c'ha una tensione di più di quello minore, divento pazzo. Ho fatto questa cosa da 80 anni, divento pazzo. Quindi, veramente grazie Eliana. Noi chiaramente ti facciamo in bocca al lupo, ti aspettiamo quindi col prossimo lavoro il più presto possibile, e resta qui con noi perché adesso entriamo nel mondo del blues, che credo che insomma ti calmi parecchio anche te. Quindi ancora un applauso per Eliana Marino. Grazie mille. Adesso... Il salotto di Mao.